Palla per Thompson, Out! palla È fuori! Finalmente! Siamo Finalmente! campioni olimpici! C'è un angolo della provincia di Padova, protagonista dell'ultima bellissima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi. Il talento di Paola Egonu, indiscussa leader della nazionale di volley di Julio Velasco, è cresciuta a Galliera Veneta. Paola è già stata definita tra le migliori atlete di questa Olimpiade. Se lo merita anche perché targa in qualche modo un momento storico dell'integrazione dei nuovi italiani. Ne abbiamo tantissimi nelle nostre nazionali. Io mi ricordo, purtroppo per l'età, quando da tecnico allenatore della nazionale di atletica invidiavo la Francia, l'Inghilterra, che avevano grandi risultati, grandi medaglie, con i nuovi loro rappresentanti che venivano da fuori, dall'Africa, da altre nazioni, insomma. Adesso siamo noi, anche noi abbiamo grandi risultati da ragazzi neo italiani, compreso Diaz, che è italiano da 20 giorni, ma è italiano a tutti gli effetti. Il merito, spiega il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, è anche della società sportiva dove Paola Egonu ha mosso i primi passi. Conosco molto bene la società di atletica di Galliera Veneta, sono stato diverse volte alle loro feste sociali e fanno molta comunità, fanno molta aggregazione, fanno molta famiglia, e lei è cresciuta bene, è indirizzata bene dal punto di vista tecnico e anche umano verso la pallavolo. Lì c'è una realtà che è riuscita a costruire una grande campionessa, ma anche un grande movimento che va riconosciuto. Galliera Veneta è uno dei punti di riferimento della pallavolo padovana, regionale e anche nazionale. Il contributo veneto al medagliere italiano è stato notevole. 10 medaglie su 40 arrivano da atleti della nostra regione. 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi. Da Thomas Ceccon, oro nel dorso, all'argento nel canottaggio con Luca Chiumento. Anche a Parigi il Veneto ha dato il meglio. Il Veneto ha grandi risultati che premiano un grande movimento, un grande lavoro che fanno le società, le federazioni, le discipline associate, tutto il mondo organizzato dello sport olimpico. Sono molto contento perché i 650.000 tesserati, più di 13.000 società sportive, i 165.000 addetti ai lavori, tutti volontari, 98% volontari, hanno avuto un riconoscimento. Le medaglie sono anche frutto del loro lavoro, soprattutto frutto del loro lavoro, perché tutti partono dalla base, tutti i ragazzi, da Ceccon, Egonu, Viviani e tutti gli altri veneti che sono andati a medaglia, partono dalle piccole società.